Sì, noi lo stiamo già facendo, vogliamo che anche la Regione faccia la sua parte, non aspettiamo la riforma costituzionale, ma abbiamo chiesto al gruppo consigliare di presentare un progetto di legge dove c'è una razionalizzazione anche degli enti, chiamiamoli così, intermedi, già esistenti nella nostra Regione, che sono stati costituiti con legge regionale. Quindi abbiamo chiesto al gruppo consigliare di prendere una posizione molto forte e molto netta per una razionalizzazione all'interno della nostra Regione che può partire da domani, che non serve aspettare Roma. C'è una lista che avete... Sì, noi abbiamo già cominciato nelle nostre province con la razionalizzazione, insomma, la provincia di Padova proprio l'altro giorno ha venduto la società autostradale, quindi riteniamo che finché ci siamo dobbiamo fare il compito per cui noi siamo nati, e quindi è fare strade e fare scuole. La Regione ha un'ottica di programmazione, non deve fare amministrazione, deve fare altri soggetti che sono i comuni, e quindi limiti le società di cui ha la proprietà di fatto, costituite per legge regionale, ad esempio su Prima gli ESU, su Prima le ATER, ripensi, ridisegni i consorzi di bonifica, insomma sono tantissimi gli enti, penso agli rifiuti, parliamo di oltre 500 amministratori, parliamo di oltre 5 milioni solo per quanto riguarda i compensi. Abbiamo chiesto alla Regione di razionalizzare.